Ciao a tutti, rieccoci a Avventure in bicicletta, la rubrica settimanale che parla di cicloturismo e viaggi in bici, con consigli e informazioni utili. Oggi, dopo avervi parlato delle biciclette da viaggio la settimana scorsa, vi parleremo del trasporto dei bagagli, del proprio abbigliamento e di tutto ciò che ci serve durante un viaggio in bicicletta. Diamo per scontato in questo caso che Abbiate la bicicletta. abbiate una bicicletta, che pedaliate e che vogliate trasportare con voi i bagagli, quindi che non usufruiate di un trasporto bagagli lungo il vostro percorso. Una metodologia di viaggio in bicicletta, di cicloturismo, che è assolutamente possibile anche questa. Allora, Vero, cosa si può utilizzare per viaggiare in bicicletta e per trasportare i propri bagagli in bicicletta? Allora, si possono usare un sacco di cose. Noi, per la nostra esperienza, abbiamo sempre utilizzato le borse e in questo caso le borse posteriori con l'aggiunta di una borsa a manubrio per trasportare la macchina fotografica, perché siamo due appassionati ciclofotografi, diciamo così. Però esistono anche delle valide alternative, come per esempio il carrellino, ossia un qualcosa, una sorta appunto di carrello che si attacca alla ruota posteriore e può trasportare tutto quello di cui abbiamo bisogno per il nostro viaggio. Altre alternative per viaggi magari più brevi e su sterrato sono lo zaino, quindi uno zaino da mountain bike, dove portare lo strato indispensabile per 1 o 2 notti al massimo, e le nuovissime borse da bikepacking che ormai Ormai è qualche anno, sì, sono arrivate in Italia da 3-4 anni, insomma. sono arrivate in Italia. Beh, sono diciamo l'ultima. L'ultima moda, sì. Sì, l'ultima alternativa per il trasporto dei bagagli. Quindi queste borse da bikepacking che diventano un tutt'uno con il telaio e la bicicletta, permettono alla bici comunque di procedere in equilibrio, hanno un costo piuttosto elevato e talvolta non sono impermeabili. Quindi possiamo iniziare a parlare magari delle borse, visto che è finora il nostro mezzo per trasportare le cose preferito. Sì, allora appunto hai fatto un'ottima carrellata di tutte le possibili opzioni o di tante delle possibili opzioni che una persona ha per trasportare i bagagli in bicicletta. Le borse laterali sono una di queste opzioni e sono forse la più diffusa, soprattutto qui da noi in Italia e in Europa. Borse laterali che vanno applicate ad un portapacchi posteriore o anteriore. Solitamente per viaggi medio-brevi si utilizzano soltanto le borse laterali posteriori, mentre per viaggi un po' più lunghi o comunque che implicano il trasporto di più bagagli, quindi penso a viaggi in terre fredde o viaggi comunque in posti un po' estremi, vengono utilizzate anche le borse laterali anteriori applicate sempre al portapacchi specifico per la ruota anteriore della bicicletta. Qual è la differenza principale tra l'avere le borse anteriori e non averle? Sicuramente la differenza principale è una differenza di assetto della bicicletta e quindi di bilanciamento dei pesi sulla bicicletta. Avere soltanto le borse posteriori sbilancia la bicicletta sul posteriore, quindi aumenta molto il carico sul posteriore e la sbilancia abbastanza rispetto al proprio baricentro. Quindi abbiamo rischiato di morire ripetute volte. Assolutamente no, noi siamo abituati a viaggiare soltanto con le borse laterali posteriori e dopo un giorno o due di assestamento andavamo avanti tranquilli anche con molto peso sul carico posteriore. Parlo di 15-20 kg sul posteriore. È chiaro che comunque la manovrabilità di una bicicletta è un po' influenzata. Tra l'altro il carico solo sul posteriore implica il disporre di un portapacchi molto resistente, implica che è più forse facile forare al posteriore, quindi eccetera eccetera. Certo. Tra l'altro l'ideale come bilanciamento del peso sarebbe addirittura avere un po' più peso davanti per
tenere la ruota anteriore, quella con cui si Attaccata a terra. manovra la bicicletta, più stabile a terra davanti. Sono piccolezze, sono sottigliezze che comunque possono dare un maggior comfort o un meno nella bicicletta. Certo. Perché noi abbiamo sempre viaggiato con le borse posteriori e non con quelle anteriori? Perché, tu lo sai? No. Semplicemente per una questione di costo. 2 borse costano meno che 4. Sì, ma hai fatto notare che è da tenere in considerazione anche l'acquisto di un buon portapacchi, perché ovviamente per il trasporto delle borse e per, in base insomma soprattutto al fondo stradale del viaggio, alla difficoltà che si troverà sulla strada proprio a livello di guidabilità della bici, un portapacchi resistente potrebbe fare la differenza. Certo, io consiglio sempre di utilizzare portapacchi in acciaio. Il problema del portapacchi spesso al posteriore, adesso che è diffuso, abbastanza diffuso l'utilizzo del freno a disco, è l'aggancio al telaio, all'occhiello al telaio. Chiaramente diamo per scontato che la bici sia una bici da viaggio che disponga degli occhielli per avvitare il portapacchi, ma con un freno a disco servono degli specifici portapacchi oppure degli specifici adattatori per il portapacchi. Fa un po' fatica della parola specifica. Mi si incastra nei denti, insomma, Senti un questa po', parola. e invece come caratteristiche delle borse da tenere in considerazione prima dell'acquisto? Le borse, la cosa fondamentale è che tengano all'asciutto ciò che ci inseriamo, perché spesso e volentieri ci inseriamo i vestiti che ci servono alla sera e questi devono essere asciutti, ma a volte anche la tecnologia, un portatile, un tablet, una macchina fotografica, è importante che restino protetti dall'umidità. Per questo le borse, perlomeno quelle più recenti, sono realizzate in materiali waterproof, nylon fondamentalmente, però c'è un però: le borse realizzate in nylon esternamente e internamente sono sì impermeabili, ma sono molto facili da rovinare con un'abrasione, si possono strappare, eccetera eccetera. Per questo esistono, e sono quelle che noi usiamo, delle borse realizzate in cordura esternamente, che è sempre una tipologia di nylon, però molto più resistente all'abrasione, quindi cordura esternamente e interno un rivestimento in poliuretano che protegge dall'acqua, dall'ingresso dell'acqua all'interno delle borse, appunto. Queste secondo me è la caratteristica principale che deve avere una borsa. Poi, altra cosa molto importante da tenere in considerazione: l'aggancio al portapacchi è di 2 tipi, anzi ce ne sono svariati. Quello più economico, quello in velcro, lasciatelo perdere, perché ha una resistenza minima, soprattutto se utilizzate le borse per metterci dentro un po' di peso. Le altre 2 tipologie, quella più diffusa è quello con l'occhiello che si chiude sotto il tubo orizzontale del portapacchi. Il problema di queste, quindi molto stabile sul portapacchi, il problema forse di questi attacchi, che sono quelli che usano le borse più conosciute, Ortlieb, Faude, eccetera eccetera, è il fatto che è in plastica. Quindi essendo in plastica, a mio modestissimo parere, è un po' fragile. Le borse che utilizziamo noi che abbiamo utilizzato negli ultimi anni, hanno un aggancio che è in metallo, alluminio, acciaio che sia, una sorta di uncino che va applicato al portapacchi, resta libero sotto, ma poi ha un ulteriore uncino sulla parte inferiore della borsa che va agganciata al tubo orizzontale più basso del portapacchi e che in tensione permette agli agganci superiori di restare all'interno della propria sede sul portapacchi. Questa è una soluzione molto più semplice, molto più banale, ma secondo me molto efficace, nel senso che è resistente, è un attimo, se si rompe è un attimo aggiustarla, perché è appunto in metallo, e è pratica, è veloce, è semplice. Sì, forse l'unica nota negativa è che rovina un po' il portapacchi, però alla fine dai, Certo, rovina il bando portapacchi, all'estetica, meglio la praticità ma e certo, esatto, sono insomma. d'accordo con te.
E poi anche un'altra caratteristica che forse si può tenere in considerazione è la capienza delle borse. Ovviamente se si tende a fare sempre giri brevi Forse e la caratteristica che bisogna considerare per prima, che io ho prima scordato di per dire, certo, l'acquisto. certo. Quindi se uno vuole fare giri brevi o comunque ha intenzione di viaggiare solo per qualche giorno, potrà insomma limitarsi a borse più piccole e quindi anche meno pesanti, meno ingombranti. E invece un'altra alternativa, No, sì, scusa, ti interrompo, finiamo di parlare di questa capienza. sì, Solitamente noi abbiamo delle borse dietro che con la coppia arrivano a contenere 60 litri. Uno standard, diciamo, per le borse laterali posteriori è tra i 40 e i 50 litri, per quelle anteriori sono solitamente più piccoline e vanno dai 20 ai 30 litri. un'altra tipologia di borse fruibile durante un viaggio in bicicletta è quella a manubrio. Noi la utilizziamo soprattutto per il trasporto della macchina fotografica e eventualmente di un obiettivo, dei documenti e del portafoglio, quindi delle cose insomma che devono essere sempre sotto mano. Ci sono 4 principali caratteristiche da tenere in considerazione prima di acquistare una borsa a manubrio Sì. e sono molto simili a quelle delle borse posteriori, quindi la capacità, la tipologia di materiale, l'imbottitura che è una new entry ma è molto importante per proteggere in questo caso appunto la macchina fotografica o qualcosa di delicato che si porta nella borsa a manubrio e poi l'attacco al manubrio che è indispensabile per far sì che la borsa non ondeggi scuotendo insomma la macchina fotografica. Vuoi aggiungere qualcosa sulle caratteristiche? No, no, hai detto tutto, la capacità chiaramente dipende molto dalle vostre esigenze, quindi acquistate tranquillamente una borsa piccolina se volete inserire soltanto le cose di immediato utilizzo, tipo portafoglio, soldi, portafoglio, documenti, eccetera. Una un po' più grande, chiaramente da 5-6 litri a seconda. Se pensate di trasportare una macchina fotografica come facciamo noi, una reflex con magari un obiettivo extra, eccetera, eccetera. L'attacco, l'ultima cosa che mi viene in mente, l'attacco, fate attenzione che abbia un cordino in acciaio o una qualsiasi cosa sotto, che passi sotto la pipa per tenere stabile l'attacco e quindi anche la borsa dalle oscillazioni verticali, perché col peso la borsa tende ad abbassarsi verso il basso e questo cordino impedisce questo abbassamento, diciamo. Niente, Tutto penso qua. che abbiamo parlato e straparlato Anche di troppo? borse, anche troppo. Come E dico sempre, abbiamo sviscerato l'argomento e quindi vi diamo appuntamento alla prossima. parleremo dei bike trailer, degli zainetti per viaggiare in mountain bike e anche del bikepacking. Alla prossima, Andrea. Ciao! Ciao!